Sì. Volevo sapere se lei mi poteva commentare una notizia che passa su questi giornali, no? Che mi ha incuriosito a proposito di biblioteche. Ho sentito che a San Donà di Piave e a Musile di Piave hanno tolto le riviste, diciamo, troppo di sinistra, tipo il Manifesto, addirittura anche la Repubblica, dicendo che il sindaco di Musile ha detto che riviste troppo politicizzate non stanno bene nelle biblioteche. Secondo lei, cioè, dobbiamo aspettarci che anche qua a Portogallo salti la Repubblica, per dire? Già sono pochi i giornali. Ma io ho visto ormai il Portogallo deve aumentare, voglio dire, la dotazione di quotidiani, di riviste, a prescindere da chi è l'editore, perché una emeroteca deve, voglio dire, mettere in condizione un cittadino qualsiasi idea politica di avere la facilità di accesso all'informazione. Quindi, voglio dire, poi quello che fa i comuni, mi hai fatto due esempi di due comuni che sono della Lega, quindi io non mi meraviglio, voglio dire, come governa la Lega, quali sono i rischi che noi corriamo. Spesso e volentieri si muove come ordinanze. Il fatto sta che c'è l'ordinanza, voglio dire, anche sulle prostitute da Musile, le ha spostate a San Donà ha fatto un'ordinanza, le ha spostate a Ceccia ha fatto un'altra ordinanza, sono arrivate a Sastino ha fatto un'altra ordinanza, tra un po' c'è il problema a Portogallo. Ho fatto un esempio banale, va bene, però voglio dire, non si governa con singole ordinanze di singoli comuni per risolvere un problema, perché si sposta il problema dall'altra parte. Quindi quando parliamo di Lega parliamo anche di eccessi di questa natura, vedi la sicurezza, vedi le ronde, vedi le ordinanze sugli sputi, vedi tutte quelle che assistiamo quotidianamente dalla lettura dei quotidiani.